Allora, con Roberto Raimondi, presidente del Seregno Hockey, la prima salvezza in Serie A2 conquistata sul campo, che effetto fa? Ho pianto, devo dire che ho pianto perché è stata un'ansia fino all'ultimo secondo. Avevamo paura, ovviamente, come negli scorsi anni. È andata bene, i ragazzi hanno tenuto soprattutto con la testa. E cosa devo dire? Sono felice per loro, per tutti questi ragazzini dietro, per le finali che ci saranno, per la nostra crescita. Il progetto passo per volta sta funzionando. Quindi un progetto nato sul settore giovanile, col settore giovanile, dopo 10 anni quei bambini diventano giocatori che possono stare in Serie A2. Non è stato un campionato facile, le porte girevoli ci hanno sempre detto un po' male, però ce l'abbiamo fatta, siamo contenti. Esatto, abbiamo trovato la sincronia della porta, che è un po' una metafora che abbiamo trovato proprio grazie a Sergio in questa stagione. Nella porta girevole spesso l'abbiamo presa in faccia la porta, questa volta invece fortunatamente è andata bene, non tanto fortunatamente ma perché i ragazzi sono stati bravi. Non avrei dovuto essere io qui ad essere intervistata perché non sono io che me lo merito, diciamo che ce lo meritiamo tutti, ma soprattutto i ragazzi, quindi forse avrebbero dovuto esserci loro qua. Vi ringrazio, è stata una stagione veramente di ansia, ma grazie perché ce l'abbiamo fatta. Tra l'altro una stagione dove il settore giovanile del Seregno si è tolto grandi soddisfazioni, 3 finali nazionali, direi la miglior stagione di sempre da quando c'è questa società. Come ho scritto, è un'impresa per noi perché siamo un po' un'isola nel mondo dell'hockey, siamo in una regione, in una zona dove ci sono poche società di hockey e quindi forse è ancora più difficile. Noi lo vogliamo fare con le nostre forze, avere tre categorie nelle finali nazionali per noi è una grande soddisfazione. Comunque vada, ce la combatteremo fino alla fine anche nelle finali. Io sono pronta a partire la settimana prossima per la 11 e per la 15, anche io ci sarò, e poi per la 23 a Breganze in giugno. Grazie.